Eccoci qui alla Iritech insieme a Davide Navarra per parlare del suo impianto. Ma prima Davide, raccontaci due parole su questa azienda, che è un'azienda italiana, vero, integralmente italiana, che ormai però ha sedi in molte parti del mondo, Esatto, è però un'azienda che produce il materiale, no? sì. Allora, Iritech è un'azienda, come dicevi, appunto italiana, sono circa 45 anni che lavoriamo in materie plastiche. La sede della nostra azienda è a Capodorlando, in Sicilia, e ci occupiamo appunto di produzione di materia plastica per l'irrigazione, sia ornamentale che agricola, come vediamo in questo caso. Principalmente utilizziamo due metodi di produzione. Il primo metodo è lo stampaggio, ci permette di produrre la raccorderia, i filtri, gli sfiati e le valvole. Il secondo metodo invece è l'estrusione, che ci permette di produrre le ali gocciolanti leggere e pesanti che poi stendiamo a pieno campo su ortaggi o in serra. Per quanto riguarda l'azienda appunto Irritech, nasce nel 1974 in Capodorlando e poi si espande via via aprendo diverse filiali anche all'estero. All'estero abbiamo filiali sia di tipo produttivo, quindi dove viene prodotto il materiale, sia di tipo commerciale, quindi con sedi con magazzino di logistica, ufficio commerciale e ufficio tecnico. Una di queste sedi per esempio è a Bologna, dove abbiamo un hub di logistica che serve l'Europa, e appunto c'è l'ufficio satellite commerciale rispetto a quello di Capo d'Orlando e l'ufficio tecnico. L'ufficio tecnico è importante perché una delle altre peculiarità della nostra azienda è che sul campo ci sono un team di agronomi che spesso sono tecnici commerciali o anche con funzioni solo meramente tecniche che affiancano le aziende agricole. Per cui quando un'azienda agricola ha una necessità di un nuovo impianto ci può chiamare e noi gli facciamo consulenza, per cui ci occupiamo di fare il sopralluogo, il progetto e poi insieme ai nostri rivenditori vediamo come realizzare l'impianto, cercando di farlo il più possibile confacente alle reali esigenze sia delle piante che vanno ad essere messe a dimora sia dell'azienda agricola. Infatti, hai toccato con mano uno dei problemi della microirrigazione, cioè la buona progettazione. Eh, si è staccata una manichetta forse, succede sempre così, molto bello. Questo è il bello della diretta. Comunque, Esatto. in realtà, appunto, la progettazione Sì, è fondamentale per garantire le giuste pressioni, le giuste portate, per scegliere all'interno delle tipologie di manichette quelle più confacenti per portata, per spessore sì. e quant'altro. Quindi questo servizio che voi offrite è estremamente importante. Ma io volevo un attimo soffermarmi ancora sulla Iritech in quanto società che ha messo in piedi tutta una serie di progetti e di attenzioni per migliorare la sostenibilità dei suoi processi Sì, produttivi, sì, anche diciamo, del prodotto, anche si cura in parte del fine vita quando può, del esatto, prodotto stesso esatto. e mi raccontavi anche di alcuni aspetti poi sociali, diciamo, no? Quindi un'azienda con grandi attenzioni a quello che è la sostenibilità in senso lato. Esatto. Iritech è sicuramente un'azienda molto attenta alla sostenibilità delle produzioni che va poi a mettere in campo. Siamo consapevoli del fatto di immettere un grosso quantitativo di materia plastica nell'ambiente e quindi abbiamo creato un programma che si chiama Greenfield che premia gli agricoltori virtuosi e quindi le aziende agricole che, diciamo così, si impegnano nel recuperare e smaltire in maniera corretta l'ala gocciolante leggera, che ha un utilizzo annuale, vengono da noi premiate a seconda del peso appunto che smaltiscono con un buono d'acquisto che può essere utilizzato l'anno successivo per il materiale appunto di irrigazione. Ovviamente questo rientra anche in un processo di attenzione per creare una specie di economia circolare e per cercare di appunto non sprecare
non solo l'acqua, ma anche l'energia per produrre le ali gocciolanti, non sprecare energia per, diciamo, per le produzioni. Sono stati fatti diversi investimenti sia per raffinare le tipologie di macchine sia dal punto di vista di produzione energetica con pannellature solari sopra gli edifici e via discorrendo. Sì, sicuramente un'azienda molto, molto attenta all'ecosostenibilità. Bene, questo non sai quanto piacere ci faccia e non so se è riuscito ad inquadrarle, ma mentre parlavi c'era un volo di libellule molto belle, alcune rosse, altre grigie, ecco, ma non le ha riprese. Questo per dire come nei giusti modi ci può essere, diciamo, compenetrazione fra quello che è la produzione agricola e la biodiversità. Questa azienda lavora molto in questo senso e i risultati sono tangibili. Questa mattina avevamo voli di diversi uccelli stormi, c'era anche il falco che faceva lo Spirito Santo proprio qua sopra i campi di soia e quant'altro. Prima però di lasciarti, qualche notizia più specifica sul prodotto Manichetta. Sì, Iritech produce da diversi anni E magari ci mostri anche. diverse tipologie di manichetta. La manichetta storica di Iritech è una manichetta piastrina, sempre a utilizzo annuale ed è il P1. Poi siamo... La piastrina, diciamo, è un dispositivo che viene applicato, giusto? Sì. La piastrina è un dispositivo, forse si vede internamente, Diciamo fatto a parte. esatto, fatto a parte che viene poi applicato in fase di estrusione. Possiamo avere diversi litraggi del gocciolatore e diverse distanze sul gocciolatore, nonché diversi diametri. Infatti questo è un prodotto che viene fatto in 4 diametri, 16, 22, 25 e 29. La scelta del diametro è dettata dalle lunghezze che dobbiamo raggiungere con uniformità almeno del 90% sulla lunghezza del campo, quindi più è lungo il campo, più a parità di passo dovremo crescere il diametro. Invece il litraggio e passo del gocciolatore solitamente vengono scelti o consigliati agli agricoltori in funzione della cultura che viene messa a dimora e anche della tipologia di terreno, sia esso sabbioso avremo un passo più stretto oppure argilloso avremo un passo più largo perché la distribuzione dell'acqua è differente. Poi è stata implementata la produzione delle manichette di Iritech e siamo entrati in produzione con il tape. Il tape è una manichetta sempre ad utilizzo annuale, sempre anche questa fatta con diversi spessori e con diversi diametri, come il P1 abbiamo 16, 22, 25 e 29, però è una manichetta che al posto di avere una piastrina gocciolante ha una striscia gocciolante che viene applicata, la si vede internamente, è quella rosa. Ovviamente il prodotto commerciale è nero, questo è un campione dimostrativo, puramente dimostrativo. La striscia viene anche in questo caso applicata in fase di estrusione e questo processo ci permette di avere un prodotto più performante come uniformità di distribuzione che lavora a una pressione un po' più bassa rispetto a P1. P1 lavora a 0,9 atmosfere, il tape lavora a 0,7 atmosfere, quindi un minimo di risparmio in quello che è il conto energetico dell'impianto, ci permette di avere passi molto ravvicinati, partiamo dai 7,5 cm di distanza dai punti goccia, e ha anche una discreta resistenza quando dobbiamo estrarre la manichetta del terreno per poi recuperarla. Questo tape è stato poi ulteriormente sviluppato. Ci siamo accorti nel corso degli anni che la qualità delle acque è peggiorata, quindi è diventata più ricca di solidi in sospensione e anche che all'interno della stagione irrigua, quindi da aprile a agosto, l'acqua peggiora come tipologia. È per questo motivo che abbiamo cercato di studiare un gocciolatore più resistente all'occlusione. Ovviamente gli impianti devono essere dotati di filtri e da questo non si può prescindere, però Abbiamo visto che non si riesce a filtrare tutto. non ce la si fa a filtrare tutto, soprattutto particelle come il limo restano in sospensione perché sono particelle colloidali molto fini,
poi floculano con la sostanza organica aggregandosi e possono andare a depositarsi nei labirinti dei gocciolatori dove il flusso rallenta. Quindi abbiamo cercato di implementare delle ali gocciolanti che fossero non resistenti all'occlusione al 100%, ma che fossero in grado di garantirci un'uniformità di distribuzione durante la stagione irrigua costante. Da questo nasce l'Extreme. L'Extreme è questo prodotto che praticamente va ad implementare di 60 volte la superficie filtrante del gocciolatore. In questo modo lo sporco si ferma sul filtro di protezione che abbiamo aggiunto rispetto a un tape normale e non mi va a occludere la manichetta. Che cosa significa? Che io da aprile a settembre riesco a garantire la stessa uniformità di distribuzione di ogni gocciolatore e quindi le piante non mi vanno in stress.